Ciao, tifosi napoletani! Abbiamo una notizia calda ed esclusiva per voi, appassionati del Napoli. La squadra sta sempre cercando di migliorarsi per ottenere risultati eccellenti. Quindi, mettete subito un like e iscrivetevi al canale per non perdere nessuna novità. Andiamo al punto. Mercato di trasferimento del Napoli. Luca Marchetti, giornalista di Sky, è intervenuto su Radio Marte durante Forza Napoli sempre per fare il punto sulla situazione di Victor Osimhen e su come il mercato potrebbe evolversi nelle prossime settimane. Marchetti ha dichiarato: la questione non è se, ma quando Osimhen partirà. Esistono accordi con la gente e con il giocatore stesso che devono essere rispettati. Ci sarà un'accelerazione alla fine dell'Europeo, perché si scatenerà un grande movimento di attaccanti a livello internazionale. Il PSG è uno dei club europei interessati a Osimhen, anche se Kolo Muani non convince Luis Enrique. Con il salario accordato e la clausola stipulata, Osimhen è uno di quei giocatori che saranno venduti al 100%. Ha aggiunto che il mercato delle punte non è ancora iniziato, ma la partenza di Osimhen è inevitabile. Non credo che Østigård e Nathan abbiano perso valore, perché le prestazioni di 8 mesi non possono essere valutate come il valore assoluto dei due giocatori. Il Napoli è all'80% con una squadra completa. Attendiamo Buongiorno che farà le visite mediche domani mattina. Marchetti ha concluso: Di Lorenzo, per quanto ne sappiamo, dovrebbe essere utilizzato come laterale nel 3-4-3. Attualmente il Napoli ha 5 centrocampisti per 2 posizioni. Penso che ora sia il momento delle valutazioni minuziose che Conte farà nel ritiro. Dopo queste valutazioni, le cose potrebbero cambiare, ma per me la squadra del Napoli è già competitiva così com'è. Allora, tifosi, cosa ne pensate delle parole di Luca Marchetti? Lasciate il vostro commento qui sotto e discutiamo insieme di questa situazione. Non dimenticate di mettere mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere aggiornati su tutte le novità del nostro amato Napoli. Alla prossima e Forza Napoli sempre!